Buonasera a tutti e grazie per esservi collegati a questa oretta insieme, insomma, informativa. Ci tenevamo, anziché girare come trottole con la macchinina, a venire a parlarvi di persona, cosa che faremo comunque nei prossimi giorni, nei prossimi mesi per gestire questi cambiamenti. Ci piaceva incontrarvi tutti in un solo momento, darvi una versione unica e unitaria di quelli che sono stati i cambiamenti normativi dell'ultimo periodo. Questa sera saremo insieme, io e Carlo Doronzo, il collega dell'ufficio HSE di CNA Veneto Ovest, ufficio che si occupa di tutta quella che è la gestione della materia ambientale, materia di sicurezza, ma anche di sostenibilità, con progetti nuovi, innovativi anche in questo ambito ESG, che sta cominciando a ehm, arrivare anche alle aziende artigiane. E quindi, ecco, siamo l'ufficio di CNA che, bene o male, tiene le redini di tutti questi ambiti particolari, un po' più tecnici, un po' più specifici e operativi. Vado veloce dicendovi e provando a farvi, come dire, introdurre il tema, partendo da una ricerca su Google. Io nei giorni scorsi ho scritto su Google incidenti e infortuni mortali, sicurezza sul lavoro, qualcosa del genere, no? Digitiamo su Google e cosa troviamo? Basta guardare e compaiono una serie di notizie abbastanza da brividi qualche volta di qualcuno investito da un carrello elevatore, qualcuno a cui è crollato addosso un muro, qualcuno che cade da una gru, vittime sul lavoro particolari, incidenti, schiacciamenti da piattaforma elevatrice. Io posso andare avanti finché volete. Sono tutte notizie dell'ultima settimana. Ve le sto facendo vedere bene o male insieme in queste slide. Continuano a morire persone. Adesso vediamo quante. Ma questa tendenzialmente non è una novità, nel senso, negli ultimi anni gli infortuni sul lavoro, che dovrebbero star diminuendo. Un secondo che sento un ritorno incredibile di voce, okay. Okay, grazie. Okay, da dove partono queste novità normative? Da questa situazione purtroppo che abbiamo in Italia. L'ultimo incidente che avete sentito di abbastanza importante è stato il ragazzino in stage ultimo giorno che è stato schiacciato da un tubo, okay, non ha fatto in tempo a finire il suo stage e incominciare la sua carriera da lavoratore. In Italia succede questo in questo momento. Abbiamo più di 500.000 infortuni all'anno, e qua stiamo parlando del 2021, denunciati. Sappiamo anche che in Italia c'è un problema di lavoro nero e quindi probabilmente gli infortuni non denunciati e non tracciati sono molti di più. Okay, queste cifre qua più o meno ci dicono che siamo intorno ai 2000, 3000 infortuni al giorno. Significa che oggi sono andate in ospedale o al pronto soccorso 3000 persone. Domani andranno al pronto soccorso 3000 persone. Ieri altri 3000. Nel 2021 abbiamo avuto 1200 e rotti esiti mortali di questi infortuni. Sono circa 3, 4 persone al giorno lavorativo. Vuol dire che oggi sono mancate 4 lavoratori, domani mancheranno altri 4, il giorno dopo altri 4 ancora, venerdì forse 6. Siamo stanchi dalla settimana. E così via per tutti i giorni lavorativi dell'anno. Questa è la situazione che, da un certo punto di vista, fortunatamente se vogliamo, anche se ne paghiamo in qualche modo le conseguenze, ha visto il governo italiano fermarsi e creare un attimo una riflessione su questo tema e sentire la necessità di prendere dei provvedimenti andando a modificare quella che è la legge attualmente in vigore, decreto legislativo 81 del 2008, nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro.
andando a introdurre delle modifiche, delle innovazioni, se vogliamo, sotto certi aspetti, nella gestione della sicurezza, assolutamente importanti e severamente sanzionate stavolta. Cosa succede? Il decreto fisco lavoro di ottobre 2021, il 146, che tra le altre misure urgenti in materia economica fiscale a tutela del lavoro inseriva anche qualche provvedimento sulla sicurezza, è stato convertito in legge in dicembre ed è entrato in vigore già il 21 dicembre del 2021. Quindi a tutti gli effetti oggi abbiamo una legge che va a recepire quel decreto e che porta delle novità. Quali sono queste novità? Sono in un certo senso una colmare dei vuoti normativi che in questi anni di applicazione dell'8108 ci siamo accorti non essere proprio piacevoli. Abbiamo, adesso vi faccio un elenco rapido, queste novità. Nuovi obblighi per la figura del preposto, che è uno dei 2 temi caldi per cui vi abbiamo invitati qui questa sera. Nuovi obblighi, necessità di nomina formale e aggiornamento biennale della sua formazione. Poi andiamo a vedere cosa vuol dire nello specifico. Altro tema caldo, l'introduzione della formazione obbligatoria del datore di lavoro, che fino ad oggi era l'unica persona, lavoratrice e lavoratore in azienda, che di sicurezza non aveva alcuna nozione, se non aveva partecipato ad un corso per RSPP, datore di lavoro. C'è stato un aumento delle sanzioni, nuove modalità di applicazione e un nuovissimo e abbastanza impattante provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale che poi andremo ad analizzare nello specifico. Quindi, accanto alle sanzioni pecuniarie, abbiamo anche questa cosa qui che ci fa un po' di paura. Questa legge è andata a revisionare la definizione di addestramento con l'introduzione di una nuova, in qualche modo, necessità di adottare un registro delle azioni di addestramento, cosa che prima era riservata, se vogliamo, alle aziende più virtuose che applicavano, magari sistemi di gestione, ma dopo lo vediamo. Nuove competenze dell'Ispettorato del Lavoro, accompagnate da moltissime nuove assunzioni in merito alle attività di vigilanza, che può portare avanti da solo, ma anche con l'ausilio dei carabinieri. Novità su modalità di notifica preliminare di cantieri edili, e questa è una cosa che probabilmente riguarda solo pochi di voi, e una riorganizzazione e il provvedimento di istituzione di un elenco, di un registro nazionale di quelli che sono gli organismi paritetici territoriali. Una cosa abbastanza delicata perché nell'ultimo periodo sono nati come funghi queste associazioni, questi organismi che si dicevano paritetici e che in qualche modo vendevano servizi che non erano di loro competenza. Ecco che il governo ha detto: "Andiamo a fare ordine anche su questa cosa", perché mi sembra che ci siano un po' troppe iniziative private. Detto questo, io passo la parola al collega Carlo Doronzo, che approfondirà il primo tema. Grazie Diego, buonasera a tutti quanti. Allora, dopo l'introduzione di Diego, parliamo della prima, di quello che interessa la prima parte delle modifiche che vi ha già illustrato Diego. E nello specifico il preposto. Allora, ci ricordiamo che il preposto non è una novità, la figura del preposto. È un qualcosa che era stata introdotta proprio agli albori, con l'inizio, con la prima stesura del decreto legislativo 81 del 2008. E quindi cerchiamo di prima di definire, tratteggiare quali sono invece le novità che riguardano questa figura, cercare di capire chi è il preposto, una sorta di ripasso. Ecco, anticipo che lo sforzo del legislatore è stato quello di dare una nuova rilevanza a questa figura, quindi cercare di dargli più importanza, perché si è reso conto che è una figura nodale e in quanto nodale però non era mai stata considerata come era il volere iniziale. Allora, ci ricordiamo intanto chi è il preposto. La definizione ce lo dà l'articolo 2 del decreto legislativo
81/2008 e ci dice, ve lo leggo velocemente, che è la persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, arrivo al sugo, sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Tradotto. Questa figura chi è? È un lavoratore, intanto, è quel lavoratore che tra gli altri in qualche modo è in una posizione più preminente. Perché? In virtù magari del fatto che ha più esperienza, in virtù del fatto che conosce meglio quella fase di lavoro, quell'attività lavorativa per cui può dare indicazione agli altri, in virtù del fatto che contrattualmente assume una posizione di rilevanza. Cioè può essere vari i motivi per cui quella figura è stata messa come preposto, o lo è di fatto, a sovraintendere e a vigilare l'attività lavorativa all'interno di uno specifico reparto, all'interno di quel particolare cantiere. Come si chiama il preposto nei gerghi? Può essere il capo squadra, il coordinatore, il capo officina? Insomma, è quella figura che è il punto di mezzo tra il datore di lavoro e i lavoratori. Lui non inventa nulla, quindi non è una figura che deve identificare delle misure nuove di sicurezza, no? È una figura che garantisce quelle misure che sono state già identificate dal datore di lavoro in collaborazione con l'RSVP e ne garantisce l'attuazione delle direttive ricevute. Quindi lui risponderà, questo non è una novità, ma lo è sempre stato, risponde di quello che c'è, non di quello che non c'è. E questo dovrebbe essere, non è novità, questo era così, è sempre stato così. Vediamo un attimo quali sono le novità in merito. Allora, prima delle novità in merito bisogna che vi ricordo anche questa cosa qua. C'è il principio sancito nel decreto legislativo 81/2008 che è il principio di effettività, ovvero l'articolo 399 del decreto legislativo 81 dice che preposto non lo è chi viene individuato tale o nominato tale, ma lo è di fatto quella persona che svolge quella funzione. Questo vale anche per il datore di lavoro e anche per il dirigente. Quindi vuol dire che nominarlo o non nominarlo non cambia negli effetti della legge, della posizione di garanzia, la figura del preposto. Preposto è chi di fatto fa la funzione di preposto. Le novità in materia sono intervengono all'interno, nel primo articolo dove vediamo la novità sul preposto, è l'articolo 18 che è obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Esiste adesso un nuovo obbligo, un nuovo comma, il comma 1, lettera B bis, che dice che il datore di lavoro o il dirigente ha l'obbligo di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza. Guardate che prima non era definito, non c'era l'obbligo, ma di fatto era un invito a identificare questa figura che rispondeva a una posizione di garanzia. Adesso l'hanno scritto in maniera inequivocabile. C'è, bisogna individuarlo. È un dovere del datore di lavoro individuarlo. Come? Beh, semplicemente attraverso anche un atto formale, un foglio scritto di individuazione o di nomina, non è proprio una nomina, è più un'individuazione in cui io ti rendo consapevole che è una funzione, dato che rispondi alla definizione di preposto. È una lettera di scambio tra le parti in cui io ti informo e tu, sottoscrivendola, accetti il fatto di avere questo ruolo determinante all'interno in azienda. E questa è la prima novità. Quindi sono andati un attimo a fare un giro di vite sul fatto che nell'organizzazione aziendale della sicurezza queste persone devono essere identificate. Vediamo alla novità successiva. Ecco, questa forse è un'altra cosa abbastanza importante che introduce la novità di dicembre 2021 in relazione all'articolo 19 che è gli obblighi del preposto, gli dà un nuovo obbligo. Guardiamo, nelle parti arancioni sono evidenziate, della slide sono evidenziate, diciamo, le novità rispetto a prima.
Adesso, nel momento in cui il preposto rileva dei comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, vi ricordo che non inventa nulla, ma garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, interviene per modificare il comportamento non conforme, interviene con il lavoratore, per esempio, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o persistenza di quel comportamento ritenuto da lui errato, può, anzi, deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i diretti superiori. Quindi in qualche modo la legge qua gli tratteggia un nuovo potere in più, ok? Che è un obbligo potere, perché è obbligato, ma può farlo, perché adesso la legge gli dà questa investitura, andare a intervenire proprio sull'attività anche di un lavoratore che è, chiamiamolo, suo sottoposto, interrompendo la sua attività lavorativa se rileva che ci siano gli estremi per poterlo fare. Ok, introducendo un'altra novità di questa legge di fine 2021 che modifica il decreto legislativo 81, rimarca un altro obbligo barra potere del preposto che in ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, non solo interrompe l'attività del lavoratore, come ha detto prima, ma interrompe temporaneamente l'attività. Ecco che il preposto viene portato in una posizione di rilievo. E risponde rispetto a questi obblighi o ai mancati adempimenti di questi obblighi in maniera penale e infatti, come vedete sotto, è riportata la sanzione prevista per il preposto nel momento in cui infrange degli obblighi dovuti. Sanzione penale, quindi personale. Questa è la sanzione che va direttamente al preposto. Arresto fino a 2 mesi con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro. Andando avanti, il decreto legislativo 81 modifica anche, introducendo sempre in relazione al preposto, la parte dell'articolo 26. L'articolo 26 era quello che andava a spiegarci come si organizza l'attività in appalto o in subappalto. E sostanzialmente qua dice, guarda che indicare espressivamente al datore di lavoro committente il personale che svolge funzioni di preposto non è più una prassi perché era una cosa che già veniva fatta, ma viene espressamente prevista. Quindi nel momento che io sono una squadra, che vado all'interno di un cantiere piuttosto che in azienda, dal mio committente per modifica dell'impianto elettrico, piuttosto che la sostituzione della caldaia, io dovrei comunicare al committente chi è il caposquadra, ovvero il preposto, durante l'attività specifica. Allora, l'abbiamo vista questa, adesso guardiamo un attimo la seconda parte importante di questo cambiamento normativo, che è quella che ha riguardato la formazione e all'addestramento. Che cos'è che hanno introdotto di nuovo? Per la prima volta viene introdotta la formazione del datore di lavoro. Prima il datore di lavoro si formava solo se assumeva lui direttamente l'incarico di RSPP e quindi il datore di lavoro che voleva assumere l'incarico di RSPP doveva necessariamente fare un corso di formazione di 16, 32 o 48 ore in funzione del livello di rischio. A quel punto aveva il requisito formativo per poter svolgere esso stesso la funzione di RSPP. Il datore di lavoro che dava l'incarico a un esterno, RSVP, in relazione a questo lui non aveva nessun obbligo di formazione dal punto di vista della sicurezza, l'unico in azienda. Adesso la legge dice no, cambia, anche il datore di lavoro che non svolge incarico di RSVP dovrà fare un percorso che andrà definito. Poi le novità sono in relazione alla formazione del preposto e poi vi spiegherò le verifiche dell'efficacia della formazione e la registrazione dell'addestramento. Le guardiamo velocemente. Allora, l'articolo 37 del decreto legislativo 81-2008 è quell'articolo che declina nelle parti generali il concetto di formazione e addestramento.
Allora ci dice al comma 2 che entro il 30 giugno 2022, quindi a venire, giugno di quest'anno, la conferenza permanente di Stato-Regioni, che è quell'organo, dato che la formazione è in materia regionale, il decreto legislativo 81 demanda a questa sorta di conferenza Stato-Regioni, si chiama questo organo legislativo, che va a definire le modalità con cui queste formazioni nuove prenderanno forma. E quindi entro il 30 giugno 2022 che cosa succederà? Che ci spiegheranno come sarà fatta questa nuova formazione obbligatoria a carico del datore lavoro, contenuti minimi e modalità con cui dovrà essere fatta. Dovranno, entro sempre la conferenza Stato-Regioni, c'è da dire una cosa, che tra il dire e il fare c'è in mezzo il mare. Quindi è vero che hanno definito il 30 giugno 2022, ma potrebbe esserci dei ritardi in merito a questa emanazione della conferenza Stato-Regione. Comunque, altro aspetto che dovrà affrontare la conferenza Stato-Regioni sarà come effettuare la verifica finale di apprendimento che diventa obbligatoria. Prima era solo obbligatoria all'interno delle conferenze Stato-Regioni e mai espressamente obbligatoria all'interno della legge. Adesso viene scritta in maniera chiara all'interno della legge. E anche una novità che è la modalità della verifica di efficacia della formazione. Quindi non solo ti formo, ma poi in qualche modo ti devo verificare che la formazione che ho fatto abbia effettivamente avuto una sua efficacia e ci spiegheranno come. Poi definisce, e qua lo declina meglio rispetto a prima, che cos'è l'addestramento. Allora, se prima l'addestramento lo trovavamo come definizione all'interno del capitolino del decreto legislativo 81 che parlava delle attrezzature, adesso invece viene direttamente riportata all'interno proprio dell'articolo 37 e dice che l'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuali. Quindi tutto quello che per essere usato in qualche modo ha bisogno di una parte pratica di apprendimento, questo si chiama addestramento. La novità qual è? C'era anche prima l'addestramento e che adesso hanno scritto nero su bianco che gli interventi di addestramento devono essere tracciati in apposito registro. Prima chi faceva queste cose? Le aziende che avevano un sistema di gestione della sicurezza, avevano il registro, perché le norme tecniche relative lo prevedevano, di registrazione dell'addestramento. Adesso ci dovremo dotare tutti di una sorta di sistema, di un'organizzazione e di un registro per certificare in qualche modo internamente in azienda che questi addestramenti vengono effettuati. Facciamo un esempio. Ho un bel carro ponte, devo fare in qualche modo un affiancamento verso dei lavoratori che non sono addestrati nell'utilizzo e il datore di lavoro ha desiderio che incominciano a utilizzarlo, prevedo un affiancamento, questo affiancamento lo posso sviluppare come credo, perché non è un'attrezzatura che è soggetta a un addestramento particolare come il muletto, per cui ci vuole un corso a parte, lo faccio io, lo faccio fare da persona esperta, in qualche modo verbalizzo questo momento di addestramento in modo che passa agli atti che questi lavoratori hanno ricevuto il giusto affiancamento, le giuste istruzioni, le giuste procedure per poter utilizzare in sicurezza il carro ponte. Alla fine un'altra novità è per quanto riguarda il datore di lavoro, i dirigenti preposti, questo c'era anche prima, e per quanto riguarda i dirigenti preposti hanno aggiunto la parola datori di lavoro e anche i lavoratori c'è un'adeguata e specifica formazione, un aggiornamento periodico, solo che per i preposti mentre per tutti gli altri gli aggiornamenti, tranne il datore di lavoro, che ci dovranno spiegare come sarà l'aggiornamento, ma per i lavoratori è di 5 anni, per il dirigente idem, per l'RSPP datore di lavoro idem, il preposto ci hanno detto no, guardate che l'aggiornamento nel suo caso è a cadenza biennale e deve essere un'attività formativa, deve essere svolta internamente con modalità in presenza e con cadenza appunto biennale. Con questo io passo la parola a Diego, che
che riprende un po' le file del discorso. Ok, grazie Carlo per la puntuale e precisa spiegazione di queste novità. Ovviamente ogni novità a parole che viene scritta viene sempre accompagnata da una novità in numeri e non sono mai più piccoli dei precedenti. Giusto per fare un highlight, quindi un focus su quelle che sono le principali sanzioni che sono state in qualche modo identificate. Forse devo fare assumi il controllo della presentazione. Ok, adesso dovreste vedere. Ok, queste sono le due tipologie di sanzioni che hanno subito una modifica. Come vedete in arancione sono segnate le modifiche, quindi sono andati a modificare semplicemente i numeri. Restano più o meno allineati a quelli di prima. Ma in questo caso è stata introdotta anche la parola datore di lavoro, come giustamente diceva il collega Carlo. Le cose si fanno serie. Mi è sparita la presentazione adesso. Cosa sta succedendo? Un attimo solo. Portate pazienza, Adesso la arrivo. vedo, Diego. Eccola qua. Le cose si fanno serie, nel senso che la mancata formazione, il mancato aggiornamento di questa formazione è punito con l'arresto anche, o con un'ammenda fino a circa 6.000 euro. Attenzione che qua specificano che se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, li raddoppiamo questi importi. Se si riferisce a più di 10, cioè se io di default in azienda non faccio queste cose, gli importi sono triplicati. Quindi in qualche modo il legislatore ci sta dicendo che le cose diventano serie. Giusto per dirvi, no? Sono stati assunti 1.600 nuovi lavoratori all'Ispettorato del Lavoro con questa funzione di passare a trovarvi e a trovarci, ahimè. Altro importante aggiornamento delle sanzioni sono sempre quelle a carico del datore di lavoro, ma anche al dirigente, che è un'altra figura di cui non trattiamo stasera, ma che di fatto è associata al datore di lavoro, agli stessi oneri, del noleggiatore e del concedente in uso. Attenzione che non si parla solo di datore di lavoro, perché questa sanzione parla dell'addestramento relativo alle attrezzature. Non solo all'addestramento, ma a quelle che sono le violazioni dell'articolo 71 del decreto legislativo 81. Cosa ci dice questo articolo 71? Ho provato a farvi un riassunto di quelli che sono gli obblighi dettati da questo articolo 71 legati all'utilizzo di attrezzature di lavoro. Attrezzature di lavoro quali sono? Le nostre macchine, i macchinari, i nostri attrezzi manuali, ok? I trapani, le seghe, le mole da banco, le gru, tutto ciò che utilizziamo durante la nostra giornata. L'articolo 71 ci dice che noi siamo obbligati come datori di lavoro ad utilizzare attrezzature conformi. Ho evidenziato le parole chiave ai requisiti di sicurezza, ad esempio che siano marcati CE, quindi che siano, si spera, più recenti del 96, idonee ai fini della sicurezza, ossia non basta la conformità CE, ma deve esserci tutta la componentistica che permette di proteggere il lavoratore, che non è detto che ci sia se una macchina è solo marcata CE. Devono essere adeguate al lavoro da svolgere. Ovvio che se io utilizzo un'attrezzatura da legno per fare un lavoro con il materiale ferroso, non sto usando un'attrezzatura adeguata. E devono essere inoltre utilizzate conformemente. Cioè, se poi io, lavoratore, prendo in mano questo attrezzo, ci faccio le opportune modifiche per andare meglio a lavorare e accelerare, ecco, un ulteriore passaggio evidenziato in arancione. Quindi questo è il primo comma dell'articolo 71. Inoltre, queste attrezzature devono essere installate in conformità. A cosa? A quello che c'è sta scritto nel libretto di istruzioni d'uso e manutenzione. Quindi oggetto di idonea manutenzione, di controllo e aggiornate, nel caso siano vecchie, magari dei nostri, come dire,
predecessori all'interno del capannone, del nostro genitore, del nostro nonno, va benissimo continuare ad utilizzarle nel momento in cui le aggiorniamo ai requisiti minimi di sicurezza. Dove è previsto, e questo lo troviamo sempre nel libretto di istruzioni o in particolari determinate attrezzature, il registro dei controlli deve esserci e deve essere compilato. Tante volte lo troviamo come dire, impolverato all'interno dello scaffale più in alto che avete in ufficio. Ok, il registro di controllo torna ad essere in qualche modo attenzionato, come quello dell'addestramento. Altra cosa, altro obbligo legato all'uso delle attrezzature del datore di lavoro è un passaggio mentale, cioè prendere in considerazione i rischi. Dove li prendiamo in considerazione questi rischi? Lo sapete meglio di me, in un documento che si chiama documento di valutazione di questi rischi. Ecco che se nel nostro DVR mancano le valutazioni legate proprio alle attrezzature che io utilizzo, probabilmente questo comma dell'articolo non è in qualche modo rispettato. Ed ecco che ritorna la nostra formazione e addestramento all'uso di queste attrezzature. Queste sono le due principali novità, quindi hanno riportato all'attenzione l'uso di attrezzature con conseguenti sanzioni e quello che vedevamo prima, l'addestramento e l'aggiornamento della formazione del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti. Ecco che nell'autunno dello scorso anno fa capolino qualche circolare anche dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che alla luce di quello che è successo negli ultimi 2 anni, che purtroppo ci ha toccato da vicino, in maniera importante, anche nell'ambito salute e sicurezza con questo coronavirus, ha inasprito in qualche modo, e ha influenzato il governo affinché cambiasse un altro articolo dell'8108, che è l'articolo 14. Articolo 14 che in qualche modo parlava della possibilità, in caso di reiterate gravi violazioni nell'ambito della sicurezza, di sospendere l'attività imprenditoriale o dell'attività lavorativa oggetto della grave violazione. Cosa ha proposto di fare questo ispettorato in ottobre e in novembre, poi quando sono uscite le circolari in dicembre? Ha proposto di togliere la parolina reiterate. Ecco che il nuovo provvedimento, il nuovo articolo 14 dice: benissimo, c'è la possibilità di sospendere l'attività lavorativa se vengono commesse gravi violazioni nell'ambito della salute e sicurezza. Non serve più ripeterle più volte, basta una sola volta che ci trovano in mancanza di qualcosa che è ritenuto importante, che adesso con Carlo vedremo cosa, e la nostra attività rischia di essere sospesa. Accanto a questa sospensione c'è sempre una sanzione. Ecco che, ad esempio, questo provvedimento di sospensione potremmo ottenerlo nel momento in cui almeno il 10% dei lavoratori presenti nella mia azienda non ha un contratto di lavoro in regola. E questo entra a far parte delle grandi violazioni, delle gravi violazioni. Idem, okay, vado veloce su questa parte qui, quando un lavoratore autonomo occasionale magari non è stato comunicato in attività di cantiere, in attività aziendale. Quindi quando ci sono dei problemi legati proprio al rapporto di lavoro. Come funziona questo provvedimento di sospensione? Beh, viene adottato in relazione magari solo alla parte dell'attività imprenditoriale interessata, ma purtroppo per noi artigiani la parte di attività interessata tendenzialmente è tutta la nostra attività. Non siamo una grande azienda con tante linee di business particolari o tanti stabilimenti, ma ne abbiamo uno tendenzialmente. Ecco che per noi diventa importante perché la sospensione è praticamente totale, a meno che non venga sospesa solo l'attività lavorativa prestata da questi lavoratori che hanno violato e hanno commesso queste gravi violazioni. Ad ogni modo, insieme al provvedimento di sospensione, l'ispettorato sicuramente imporrà delle specifiche misure necessarie a cessare questo pericolo e quindi a sistemare, ripristinare le condizioni di sicurezza
Quindi non punisce solamente, ma chiede anche che le cose vengano portate alla loro espressione più, come dire, conforme, legata alla normativa. Durante questo provvedimento, non ci perdiamo troppo tempo, sperando di non incorrerci mai, ovviamente all'impresa, ad esempio, viene vietato il contatto con la pubblica amministrazione o con eventuali stazioni appaltanti, quindi se siamo in regime di cantiere o in regime di appalto pubblico, che ci viene proprio interdetta l'attività anche per il futuro, cioè noi quel mese lì, 2 mesi lì, non ci muoviamo assolutamente. Inoltre il provvedimento viene anche comunicato all'autorità anticorruzione e al Ministero delle Infrastrutture. Insomma, in qualche modo la sanzione questo provvedimento si espande e ce n'è anche pubblicità. Attenzione che però, come si parlava stamattina con qualche lavoratore, la retribuzione dei lavoratori per il periodo di sospensione rimane e anche i relativi versamenti di contributi. Quindi di fatto si interrompe solamente la produzione. Quali sono le fattispecie di gravi violazioni? Ve le racconta velocemente Carlo. Perfetto, grazie Diego. Allora, vado velocemente e le elenchiamo in maniera veloce, proprio giusto per fare una carrellata, anche perché il tempo cospira contro di noi. Allora, la prima grave violazione, che ripeto, sono gravi violazioni ai fine, dice la legge, del provvedimento potenziale di sospensione dell'attività imprenditoriale, è la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi. I soldi che vedete sotto queste gravi violazioni sono quelli, la sanzione minima prevista nel decreto legislativo 81 nella parte relativa all'obbligo del documento di valutazione dei rischi. In questo caso abbiamo 2.500 euro che si somma alla sospensione dell'attività imprenditoriale, quindi alla fine 2.500 euro è un po' diciamo poca cosa, passate il termine, rispetto alla sospensione dell'attività imprenditoriale che sarà definita per un periodo circoscritto. Mancata elaborazione di VR. Poi al punto 2 abbiamo la mancata elaborazione del piano di gestione delle emergenze, di piano emergenza ed evacuazione come identificato. 2.500 euro. Punto 3, mancata formazione e addestramento, 300 euro per ciascun lavoratore interessato. Mi fermo un pochino, un po' più su questa, perché è quella parte un po' più facilmente verificabile, no? Arriva l'Ispettorato Nazionale del Lavoro all'interno dell'azienda e, dato che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che adesso, come vi ha spiegato Diego, può entrare in azienda, mentre prima diciamo entrava solo nei cantieri, perché era legittimato a fare attività di sorveglianza, di vigilanza all'interno dei cantieri. Adesso invece diventa di fatto il secondo SPISAL. Però volevo un attimo rimarcare questa questione, che a differenza dello SPISAL, che è un ente territoriale legato alla regione, e quindi è un ente che ha una profonda conoscenza, diciamo, del tessuto regionale dove opera e dove è cresciuto, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è un po' più un ente burocratico, quindi diciamo tende a applicare la legge con meno discrimine rispetto agli SPISAL. Questo non è solo un mio commento, ma è un commento che ho sentito fare da altre persone che in qualche modo hanno appunto commentato queste novità. Giusto per capire che loro vanno un po' più a fatto. Ecco. Mancata formazione e addestramento, 300 euro per ciascun lavoratore interessato e comunque grave violazione ai fini dell'adozione della sospensione dell'attività imprenditoriale. Punto 4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile. Quindi non ho nominato l'RSVP, sono senza il responsabile del servizio prevenzione e protezione, ovvero non ho costituito il servizio di prevenzione e protezione. Ecco qua che ho una sanzione minima di 3.000 euro e grave violazione ai fini dell'adozione della sospensione dell'attività imprenditoriale. Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza, il POS, questo è relativo alla cantieristica, quindi cantieri edili di ingegneria civile.
devo entrare all'interno di un cantiere edile per fare un'installazione di un impianto elettrico, piuttosto che termoidraulico, piuttosto che sono un edile e devo andare a fare una ristrutturazione di un immobile, non faccio il POS, non presento il POS, cappo in questa grave violazione, punita anche con una sanzione minima di 2.500 euro. Mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuali contro le cadute dall'alto, 300 euro per ciascun lavoratore interessato. Anche qua, tendenzialmente, ma non in maniera esclusiva, siamo nel campo dell'edilizia. Mancanza di protezioni verso il vuoto, cantieri anche in questo caso, o anche aziende in cui manca delle parti dove dovrebbero esserci dei parapetti e non ci sono, ecco qua 3.000 euro di sanzione minima e gravi violazioni ai fini dell'adozione dell'attività imprenditoriale. Andando avanti, mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili della direzione tecnica di assistenza del terreno, si sta parlando di scavi, fosse, buche su terreni e in questo caso se la fossa non è protetta da armature di sostegno, anche qua abbiamo 3.000 euro e grave violazione ai fini dell'adozione della sospensione. Lavori in prossimità di linee elettriche, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti, ovvero abbiamo un impianto in azienda o in cantiere, un impianto elettrico che manca delle protezioni, magnetotermico, differenziale piuttosto che impianto di terra, ecco che è una grave, come gli altri, è una grave violazione che può comportare la sospensione dell'attività imprenditoriale. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica di dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo. Il 12 bis, mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto. E con questo diciamo che l'elenco e l'annovero delle gravi violazioni ai fini dell'adozione dell'attività imprenditoriale è finito. Quindi lascio la parte finale del nostro webinar e quindi la chiusura un po' del nostro incontro, ringraziando tutti per l'attenzione, al mio collega Diego. Grazie Carlo ancora. Allora avete visto come queste gravi violazioni non siano poi così fuori dal comune? Diciamo che capita spesso di incorrere in una di queste gravi violazioni, o almeno noi come consulenti ne vediamo spesso. La mancanza è all'ordine del giorno, soprattutto quella documentale, e è un attimo che ci sfugga la necessità di avere un documento piuttosto che un altro. E quindi queste gravi violazioni sono gravi sì, ma non sono poi così difficili da fare, nel senso è facile trovarle queste violazioni. Ecco che a me, viene sempre, come dire, il pensiero qua ho provato a mettere un'immagine che, in qualche modo rappresentasse quello che è il mio pensiero legato a tutte queste novità normative. Abbiamo sempre 2 opzioni e io invito sempre le nostre aziende a fare questo ragionamento, cioè a pensare: possiamo agire in 2 modi, lamentarci, ehm star fermi, pensare, okay, arrabbiarci per queste, come dire, aggiornamenti che ci capitano tra capo e collo in un momento non proprio semplice, perché penso che il momento fosse quello più sbagliato per noi, okay, dove, vivere e subire questi aggiornamenti, ma da un altro punto di vista potrebbe essere un momento più giusto di altri, un momento in cui siamo già stati in qualche modo, ehm, scrollati e chiamati a muoverci, a cominciare ad agire, a fare. Quindi abbiamo già cambiato registro, se abbiamo voluto rimanere in vita in questi anni di pandemia, in questi anni di scosse, se vogliamo. Quindi forse è il momento giusto per, capire da che parte iniziare il nostro percorso. Cioè se vedere tutti questi cambiamenti come minacce, come qualcosa che ci ostacola l'attività, o se farne tesoro per creare una sorta di virtuosismo o una struttura aziendale nostra che ci permetta di crescere, di strutturarci in maniera più forte e di affrontare tutti quelli che saranno i cambiamenti futuri a testa alta senza grossi problemi. Quello che abbiamo la fortuna noi nel settore dell'artigianato
di avere è una semplificazione totale rispetto magari ad aziende molto più strutturate, già insita nel nostro decreto 8108. Se noi andiamo a sfogliare questa legge, troviamo alla fine di ogni articolo delle eccezioni. Okay, l'eccezione fatta per aziende con meno di tot dipendenti, tot lavoratori, eccezione fatta per le aziende che non fanno questa tipologia di lavorazione, eccezioni per aziende artigiane, eccezioni per opportunità anche legate alle aziende artigiane. Ecco che dobbiamo già in qualche modo gioire di questa fortuna che abbiamo ad essere in qualche modo piccole aziende o aziende artigiane o aziende comunque strutturate, ma cosa possiamo fare quindi adesso? Se scegliamo la strada del non spaventarci e non lamentarci. Okay, sicuramente adesso è necessario prendere in mano la situazione, metterci un attimo la testa, fermarsi mezz'ora, 1 ora, magari insieme, e questo non è un invito, ma è una cosa che, come dire, già abbiamo organizzato con le nostre aziende, quelle che seguiamo principalmente nell'ambito sicurezza, è quella che al nostro prossimo incontro su queste cose ci si ragiona insieme. Cosa sarà necessario fare? Sicuramente capire come siamo messi, se ci sono dei gap, legati a questi cambiamenti normativi, se siamo in pericolo di qualche grave violazione. Ecco che facendo una, noi lo chiamiamo un check-up, insomma, ma un ragionamento, andando a guardare tutte le varie parti che compongono la gestione della sicurezza, noi capiamo insieme cosa possiamo fare. Se non volete il nostro aiuto, potete farlo assolutamente da soli. Avete le carte in regola per capire quali sono le gravi violazioni che state provando a commettere o meno. E dopo un'analisi c'è sempre un piano d'azione, okay, quindi ed è una cosa che l'Ispettorato del Lavoro, lo SPISAL o qualsiasi organo ispettivo che in qualche modo dovesse capitarci, in casa, prende sempre in grande considerazione. Cioè un'azienda ferma, immobile, è vista in un modo, un'azienda che sta camminando, per quanto lenta lo stia facendo, è sempre ben vista. Quindi quando c'è collaborazione, c'è volontà di sistemazione, c'è, come dire, una strada già tracciata, un piano d'azione, okay, ehm, l'azienda in qualche modo può stare serena. Nel momento in cui identifichiamo già i passi operativi per arrivare a questa compliance normativa, banalmente. Poi ce lo possiamo dire, e lo dico in dialetto perché, è una cosa che di solito ci diciamo: "Ghe se quattro robe da fare", okay, non abbiamo grandissime cose. Sono 4 cosine, okay, che vanno fatte anche con abbastanza semplicità. Legata a queste informazioni e aggiornamenti normativi invece che abbiamo visto stasera, abbiamo altri 2 step e questo sì, in qualche modo dobbiamo, cominciare a digerirlo pian pianino. Quello è che il datore di lavoro che attualmente non copre il ruolo di RSPP sarà chiamato, pensiamo già verso la fine di quest'anno, ma sicuramente il prossimo anno, a fare una formazione. Molto probabilmente il datore di lavoro che già ha un corso RSVP non sarà chiamato ad aggiornare la formazione con questa nuova modalità. Per il resto non sappiamo ancora dirvi quante ore ci si dovrà dedicare, ma probabilmente sarà legato alla formazione dei lavoratori. Quindi a seconda dell'azienda che sia a rischio basso, a rischio medio, a rischio alto, ci sarà un differente iter di formazione, ma questo per noi al momento è solo supposizione. Una riflessione che mi viene da fare in questo caso, ed è un'esperienza che abbiamo avuto anche recentemente proprio qui in CNA, è che avere i datori di lavoro in aula e parlare di sicurezza è tanta roba, come si suol dire. Con i datori di lavoro ragionare insieme su questo tema diventa sempre molto interessante, molto creativo. Abbiamo visto aziende trasformarsi, solo perché il datore di lavoro, in qualche modo, è diventato consapevole di quello a cui va incontro come rischi e di quelli che sono, chiamiamoli obblighi normativi,
ma i datori di lavoro più illuminati ci hanno visto delle opportunità e adesso siamo sempre più orgogliosi di andare a trovare delle aziende che veramente hanno cambiato regime di marcia e veramente stanno facendo dei passi da gigante, vedendo anche dei vantaggi dal punto di vista, proprio produttivi ed economici, legati a una gestione più accurata di queste cose. Quando io ho meno infortuni, ho meno assenza da lavoro, ho lavoratori che lavorano più in sicurezza, con più serenità, a lungo termine comincio a guadagnarci. Quindi prepariamoci, datori di lavoro, alla formazione. È anche l'occasione per dire: già che devo andare in aula, magari è la volta buona che faccio, come dire, assumo direttamente il ruolo di RSPP, è l'occasione per scegliere, un'ennesima occasione. Dopodiché rimane il tema dei preposti che nelle nostre aziende, soprattutto quelle più piccole, non è così semplice, non è così immediato capire se ce li abbiamo questi preposti o non ce li abbiamo, se ci sono o non ci sono. Ma una riflessione sempre fatta in questi giorni, in questo mese, insomma, in cui stiamo cominciando a ragionare con le aziende, legate ai preposti, è che è più facile del previsto averli. Nel senso che pensiamo di non averli, di non, necessitare di preposti nella nostra struttura aziendale, ma la maggior parte delle volte ce li abbiamo eccome, solo che non ce ne accorgiamo. Questi sono i famosi preposti di fatto di cui parlava Carlo prima, che in qualche modo, volenti o nolenti, sono già destinatari di tutti gli oneri e delle responsabilità della figura di garanzia quando succede qualcosa. Starà a noi questo gioco di andare a identificare quelle che sono queste figure, quindi opportunamente comunicarglielo e fargli eseguire questa formazione che andrà rinnovata più spesso. Ecco, il vantaggio che ci auguriamo che ci sia, perché c'era già precedentemente, è che questa formazione preposti in qualche modo ingloba la formazione accordo Stato-Regioni, quindi di fatto, tenendo aggiornata questa, siete a posto con quell'altra. Quindi dei piccoli vantaggi ci sono. Questo preposto, in qualche modo il governo, okay, nella forma del legislatore, ci fa capire che è la figura chiave. Il datore di lavoro è sempre più, impossibilitato a stare attento a qualsiasi aspetto legato alla gestione della sicurezza. Tante volte il datore di lavoro non è neanche in azienda. Ecco che il preposto diventa una figura chiave. Diventa una figura chiave anche nelle aziende che sono in espansione, aziende che stanno crescendo, che si stanno strutturando. Se lo vogliamo vedere come un'opportunità, questo preposto aiuta il datore di lavoro a dormire tranquillo la sera, perché in qualche modo è tenuto a vigilare, a controllare che le cose funzionino come devono funzionare. Stavolta in qualche modo ha anche un potere in più, che sarà sicuramente un'arma a doppio taglio, e questo lo vedremo nelle prime applicazioni, che è quello di interrompere l'attività lavorativa. Adesso avrà questo onere, non ha questa possibilità, avrà il dovere di interrompere un'attività condotta in maniera pericolosa. Altrimenti le spese le pagherà lui, ci farà lui, insomma, si farà carico lui di questa responsabilità, non il datore di lavoro, o comunque il datore di lavoro assieme a lui. Giusto per fare un accenno a cosa si può fare, cosa vuol dire cogliere un'opportunità, con qualche azienda, di quelle che gestiamo nell'ambito della sicurezza, abbiamo iniziato, proprio partendo dalla leva dei preposti, a fare dei progetti di sviluppo non da poco, legati proprio a una ipotesi di crescita aziendale, quindi di strutturazione proprio dell'attività lavorativa. Azienda che lavora nell'ambito magari dell'impiantistica, che lavora in squadre e che in qualche modo aveva la necessità di, identificare un sistema, premiante, se vogliamo, di ottimi risultati, ottimi performance legati alla gestione della sicurezza. Questa leva del preposto dice: "Bene, ma come faccio io a avere pochi infortuni o avere una buona gestione della sicurezza?" Beh, possiamo partire proprio da questa figura del preposto.
Fare un progetto per aumentare la consapevolezza, la responsabilità dei lavoratori, insieme, in un processo partecipato. Sviluppare competenze della direzione, quindi del datore di lavoro, e dei preposti nella gestione delle persone, oltre che dei processi lavorativi da curare in maniera particolare nell'ambito della sicurezza, e la gestione dei rischi in ottica di crescita aziendale. Altro obiettivo di questo progetto era strutturare un processo virtuoso per limitare gli incidenti facendo leva sul fattore umano. Quindi capire, e abbiamo creato una ipotesi di lavoro proprio sul comportamento umano, quindi l'incidente non dovuto a una macchina difettosa, ma proprio alle azioni che quotidianamente vengono messe in atto dai lavoratori, perché si è visto che statisticamente più dell'80% degli incidenti succede per comportamento umano. Ultimo obiettivo di questo progetto era sviluppare un adeguato sistema incentivante e quindi premiare in qualche modo delle buone performance nell'ambito della sicurezza e utilizzare tutti questi step del progetto per gettare le basi di un sistema di gestione della sicurezza. Ecco che partendo appunto da questo, come dire, lavoro su preposti e sulle persone, cominciavamo a strutturare un sistema di gestione della sicurezza, che detto tra noi poi ci può portare dei vantaggi anche economici nel momento in cui facciamo la richiesta di riduzione del tasso INAIL ogni anno. E quindi nel giro di poco tempo un progetto ambizioso anche di strutturazione e di sviluppo dell'azienda viene facilmente reintegrato. Questi erano i pilastri di questo progetto, quindi al centro il fattore umano, quindi la persona tendenzialmente, in ambito sviluppo, gestione dei quasi infortuni, gestione di tutte le tecniche efficaci di leadership e gestione del gruppo, comunicazione e comportamenti. Questo era per dire cosa si può fare a partire da una semplice magari cambiamento normativo, che apparentemente ci ostacola, ma che se vogliamo trovarci, come dire, il lato giusto della medaglia, ci può portare a fare dei passi da gigante proprio come azienda e cominciare a strutturarci verso proprio temi di un altro livello. Io con questa chiudo le cose che dovevamo dirvi e che ci piaceva condividere con voi. Aprirei, se qualcuno ha piacere di condividere una considerazione, di fare una domanda, insomma, aprirei la discussione. Poi contiamo di chiudere in un quarto d'ora, 20 minuti massimo, ehm, questa serata, insomma. Quindi se qualcuno ha piacere di dire qualcosa, di condividere un pensiero o di farci delle domande, siamo a disposizione. Intanto vi ringrazio per l'attenzione. Per i più timidi c'è la possibilità di scrivere in chat la domanda. Sì, Come Diego, stanno già intervenendo. Okay, perfetto. Allora, la signora Piangrande SNC Sì? può attivare e Buonasera. parlare. Buonasera intanto. Buonasera. Niente, io ho seguito con attenzione, sembra molto interessante. Però noi siamo nell'ambito della ristorazione e volevo capire se anche questo piano di sicurezza, di salute è d'obbligo anche per noi, ecco. Ho sentito parlare di cantieristica, ho sentito parlare di aziende, di capannoni, quindi di artigiani. Volevo capire anche a livello, nostro come possiamo eventualmente, se ci tocca o se siamo a lato di questa normativa. Grazie. Rispondo io velocemente alla Sì. signora. Questo che abbiamo parlato oggi sono delle novità che hanno modificato il decreto legislativo 81/2008, che è il testo unico in materia di salute e sicurezza. Se prende questa legge e va all'articolo 3, si chiama campo di applicazione, cioè questa legge a chi interessa, tradotto. E leggo il primo comma, il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio, punto.
Quindi vuol dire che poi se guardiamo avanti ci sono dei meandri, quindi però meandri, gliene cito uno, è l'impresa familiare. Vuol dire impresa con tutti classificata in quanto tale. Okay? Quella ha solo una parte del decreto legislativo 81 che viene applicata. Ma diciamo che se è una società a tutti gli effetti, che a prescindere dal settore produttivo, queste novità, quota parte, si applicano. Ok, e quindi l'individuazione del preposto è sempre il titolare, può essere anche il socio in questo caso. Allora, il preposto è chi risponde a quella definizione che gli abbiamo detto prima. Quindi Ok. vuol dire che è purtroppo non c'è una ricetta magica che vale per tutti. Okay? Quindi bisogna prendere quella definizione. Lei può anche veramente googlarla, scusi il termine, Sì. in internet. Sì. Quindi definizione preposto e leggendola cerca di capire se c'è qualcuno all'interno della sua azienda che possa svolgere una funzione di quel tipo. Di fatto, quando lei non se lei è datore di lavoro, facciamo finta, io non lo so, e se lei è il datore di lavoro, se esce dalla sua attività perché va a stipulare un contratto, va a procacciare clienti o va a fare le public relation per portare business in azienda e la sua attività ha uno sviluppo di una lavorazione di qualcosa. E c'è qualcuno che in qualche modo sovraintende a quell'attività? Se già la risposta è forse sì, forse abbiamo il preposto. Ok, grazie. Prego. Io ho una domanda. Ciao Carlo. Buongiorno, chi mi sta parlando? Rossi. Sono Mattia. Mattia. Ciao Mattia, buongiorno, anzi buonasera. Una curiosità che non ricordo se ne avete parlato. Nel caso di un consorzio, che sono tutti consorziati, ok? E lì come ci si comporta? Cioè, nel senso, anche a livello di formazione del consorzio, visto che questo preposto, vuol dire, assume una responsabilità non da poco. Che poi non so se sia la stessa cosa anche per la cooperativa. Allora, io parlo velocemente della cooperativa, il consorzio te lo spiega Diego, perché è sul pezzo sui consorzi. Allora, la cooperativa è una società cooperativa che può essere a responsabilità limitata, società cooperativa per azioni, società, ha un datore di lavoro, ha i preposti, ha i lavoratori e il socio lavoratore è a tutti i fatti un lavoratore. Quindi cooperativa si applica pie pari. Preposto possono essere i coordinatori piuttosto che i referenti d'area. Ogni azienda poi c'ha il suo modo per identificare queste figure di tipo nodale, ok? Quindi la cooperativa, per quanto riguarda la cooperativa, si applica integralmente. Diego, se volevi intervenire tu per il consorzio. Sì, per il consorzio non è molto diverso la situazione, è sempre un po' difficile lavorare soprattutto con i consorzi quando ci sono tantissimi soci che sono a loro volta datori di lavoro in altre società, perché spesso succede questo, e che non sono magari neanche loro in prima persona i lavoratori. E quindi è da valutare assolutamente bene la specifica situazione, quindi chi lavora e chi è in obbligo. Se vogliamo applicare la legge a tutto tondo, in qualche modo dobbiamo andare a colpire tutti per essere sereni e tranquilli. Poi da lì a un'eventuale ispezione che riesca in qualche modo, o un eventuale incidente, un eventuale, come dire, avvenimento che porti a identificare le responsabilità, qua ci dovremmo affidare alla giurisprudenza perché ad oggi non ci sono grandi, in qualche modo, esperienze in tal senso. Quindi la cosa sicuramente più cautelativa che possiamo fare, visto che ci vuole veramente poco, ok? E poco vuol dire qualche ora in un tot anni, potrebbe essere mettersi a posto tutti, considerandoci tutti lavoratori e facendo tutto quello che serve. E siamo sereni, senza dubbio di sorta. Questa è la cosa che possiamo consigliare. Mattia, chiaramente se il consorzio, dato che è una persona giuridica a tutti gli effetti, assume esso stesso dei lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
Quelli sono lavoratori, il consorzio avrà una responsabilità nella sua emanazione al datore di lavoro, dirigente e preposti, diventeranno degli organismi di tutela, di garanzia di questi lavoratori assunti direttamente dal consorzio. Adesso la prima domanda che mi faranno alcuni dipendenti preposti è, visto l'aumento della responsabilità, se aumenta anche la busta paga. Allora sì. Se mai gli do il tuo numero, Carlo, gliela spieghi tu. Per la prima volta c'è stato questo cambiamento normativo, che la legge sulla sicurezza ha scritto così, provo a citare testuali parole, che per questa identificazione e formalizzazione del ruolo di preposto, i contratti nazionali del lavoro possono prevedere eventuali emolumenti economici. Quindi ad oggi non è automatico e finora non è mai stato legato un emolumento economico a un compito funzionale nell'ambito della sicurezza. A parte per questa nuova riforma, diciamo, della figura del preposto, che, aspettando i tempi ovviamente della contrattualistica nazionale, potrebbe essere in qualche modo riconosciuta, perché di fatto questo preposto porta con sé una responsabilità non da poco. Sì, perché c'è abbastanza confusione sulla figura del preposto, perché adesso voi avete parlato giustamente della parte del cantiere, però c'è il preposto per quanto riguarda la signora che mi pare aver capito abbia un'attività di somministrazione alimenti e bevande, quindi per quanto riguarda l'organigramma dettato dal manuale dell'HCCP, dell'autocontrollo, che poi il preposto per il montaggio, smontaggio del ponteggio, il preposto visto in azienda come capo squadra, capo ufficio, capo magazzino. È una figura che io noto dire quando vado nelle aziende e che alcuni mi chiedono anche ma noi non siamo obbligati a nominare un preposto, quindi c'è abbastanza confusione su questa figura in azienda, anche perché nell'organigramma aziendale cioè io lo metto sempre al di sotto dell'RLS per seguire quella scaletta che fa lavoratore preposto RLS, RSVP e datore di lavoro, diciamo come passaparola delle informazioni oppure di quello che si nota di anomalie o inadempimenti all'interno dell'azienda. Quindi insomma, ecco, ben venga, adesso vedremo bene un po' come le reazioni delle varie aziende. Ecco, volevo dirti una cosa, cioè la lezione che avete fatto è stata interessante, una cosa che non condivide è quando hai consigliato ai datori di lavoro di assumere loro stessi l'incarico di RSVP, perché in questa maniera porti via lavoro a noi RSVP esterni, non dovevi dirlo, dovevi dire avvaletevi di buoni e responsabili esterni, così che anche noi insomma continuiamo a vivere bene. Sì, dai, era un facevo la parte del datore di lavoro e facevamo la parte dei datori di lavoro in quel momento. Facevamo i conti economici in tasca loro. Diciamo che un Bene. buon consulente sostituisce alla grande un buon RSVP. Esatto. Bene, grazie intanto. Grazie mille. Abbiamo un'altra domanda. Cesare Raumer, se vuole accendere il microfono. Ecco fatto. Buonasera. Buonasera. Volevo solo chiedere una domanda relativa al preposto sempre, naturalmente. Se, ed è obbligatoria d'ora ancora più di prima, diciamo, no, individuare questa figura, e se un datore di lavoro individua una certa figura all'interno del proprio organico, e se questa figura non accetta della serie, è obbligatorio accettare una volta che vieni individuato o uno può esimersi dal osservare diciamo, questa individuazione? È una domanda, no? Perché in effetti io potrei avere una serie di individui che ritengo diciamo, buoni sotto questo profilo. Faccio una domanda: nessuno vuole assumersi questa responsabilità. Domanda: è obbligatorio? Fino a che punto? Come ci si deve muovere? Fine della domanda. Provo a rispondere da macellaio. Allora, la cosa giusta da dire a questi preposti è: lo siete già, lo siete sempre stati. Ok, solo non lo sapevate. Quindi di fatto la responsabilità ce l'hanno
ce l'hanno già per come loro lavorano, per quello che fanno al lavoro. Indipendentemente dalla vostra azione di identificazione, individuazione, nomina formale, formazione, loro preposti lo sono. E questo è il concetto di effettività, il principio di effettività di cui Carlo parlava prima. Quindi, di fatto lo siete. Ok, stiamo solo formalizzando la cosa e vi sto dando in qualche modo degli strumenti per farlo al meglio, formandovi al ruolo in qualche modo e mettendovi a conoscenza di quelli che sono i vostri doveri e i vostri poteri, in qualche modo, quelli che sono i vostri strumenti per effettuare e continuare a effettuare il vostro lavoro al meglio. Ok, ricevuto. Possono rifiutarsi, possono dire: "Ah no, ma io non sapevo e allora a 'sto punto non voglio più esserlo." Certo, ma a quel punto, devono cambiare mansione, nel senso, devono trovare il modo di non esserlo più preposto. Cioè non daranno più indicazioni, non daranno più ordini, non saranno più in quella posizione lavorativa. Allora automaticamente usciranno dall'essere preposti. Ok. Diego, sempre nel tema dei preposti, il signor Vai. Ernesto dice via chat: microimpresa con datore di lavoro più singolo apprendista in smart working. Entrambi con corso di sicurezza, aggiornato nel 2021. Come titolare, devo autonominarmi preposto e devo sottoscrivere qualche documentazione specifica? Grazie. Allora, cerco di rispondere io al signor Ernesto, se posso. Diego, vuoi rispondere tu? La Vai, devi vai. io? Ok, allora, il preposto, se sono io e un lavoratore, adesso faccio l'esempio, faccio il barista e assumo un apprendista. Quindi sono io e l'apprendista. Non esiste il preposto, cioè nel senso c'è il datore di lavoro e il lavoratore. Quindi io me la faccio e me la brigo nel fatto come datore di lavoro, no? Quindi identifico le misure e vigilo sull'ottemperanza. Quindi il preposto non è è una figura che si interpone tra il datore di lavoro e il lavoratore. Quindi non è che ci sono dei casi in cui non c'è, come questo del signor Ernesto, direi che il preposto non c'è. Quindi in questo caso sarà un organigramma molto semplice in cui c'è un datore di lavoro e un lavoratore. Quindi, signor Ernesto, rispondendo a lei, non deve sottoscrivere nessun documento di nomina del preposto, di individuazione del preposto, perché nella sua realtà, fin tanto che rimane questa, il preposto possiamo dire che non c'è. Ok, grazie Diego, mille. prego. Sì, non vedo altre richieste. Ok. A meno che, ultimo invito ad aprire il microfono se qualcuno vuole condividere il pensiero o fare delle domande, altrimenti semplicemente vi invitiamo a fare 2 chiacchiere con noi, nel senso, a parte le aziende che già abbiamo in gestione, che ci vediamo, adesso vi stiamo telefonando in questo periodo per organizzare i nostri appuntamenti consueti annuali. Le aziende che vogliono e hanno piacere di scambiare 2 parole e vedere insieme queste condizioni, insomma, siamo a disposizione e volentieri, insomma, veniamo anche a conoscervi e a presentarci e farci conoscere. E quindi vediamo insieme, insomma, cosa si può fare. Detto questo, sicuramente ci sarà un follow up, lo chiamiamo, cioè un passo successivo a questo webinar. Vi manderemo il materiale, vediamo in che forma, se la registrazione video, se è andata a buon fine, eventualmente qualche slide, qualcosina. Insomma, se avete piacere di rifletterci ragionandoci con calma, ecco, sarà a vostra disposizione questa cosa. Diego, scusami, io stavo leggendo un po' le mail e qualcuno chiede dove lo trovo, ci mandate un'email, quindi riceveranno un'email col materiale, insomma. Sarei interessato anch'io a avere la registrazione, quindi c'è questa richiesta di avere il slide, insomma, e eventualmente anche la registrazione. Assolutamente. Il numero nostro di telefono ce l'avete, è quello del centralino di CNA, quindi per qualsiasi cosa ci trovate anche telefonicamente, insomma, quindi siamo qui. Io vi ringrazio per l'attenzione e per la grande partecipazione, quindi vi auguro una buona continuazione
e una buona settimana. Io Grazie. mi accompagno a Diego per salutare tutti voi e per augurarvi una buona serata. Buona serata, grazie. Arrivederci. Buonasera, Arrivederci. grazie. Grazie. Arrivederci, Ciao a grazie. tutti. Arrivederci.